Allora, una partita dominata nel primo tempo, secondo tempo un po' più rilassante, il risultato è comunque schiacciante. Sì, nel primo tempo sapevamo che comunque loro in mischia ordinata non sarebbero stati alla nostra altezza, infatti i nostri ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro, li hanno messi sotto sia sulle roll and roll che sulle mischie ordinate e i risultati si sono assolutamente visti. E dopo la quinta meta ci siamo un po' tutti seduti e abbiamo lasciato giocare loro, però insomma la vittoria è arrivata, i 5 punti sono arrivati e adesso pensiamo alla prossima partita. Ci portiamo a casa 5 punti importanti, cos'altro di positivo ci portiamo a casa da questa partita? Beh, credo comunque la confidenza in quello che possiamo fare, nel gioco che sappiamo esprimere, se tutti ragioniamo nella stessa direzione e ci basta solo mantenere la concentrazione per tutti gli 80 minuti e insomma credo che i playoff possono essere assolutamente alla nostra portata. Nella tre quarti il coach ha voluto provare delle soluzioni diverse in corso di partita. Come vi siete adattati voi in campo e insomma se questo ha dato i risultati che volevate vedere? Sì, beh, diciamo che comunque durante tutta la settimana ci sono stati degli spostamenti che ha provato, quindi insomma più o meno sapevamo tutti cosa poi avrebbe deciso in campo l'allenatore a seconda dei cambi che avrebbe fatto e comunque insomma ci conosciamo ormai tutti abbastanza bene, quindi sappiamo come muoverci. Le tue due mete sono state decisive per la partita, la seconda è stata veramente una meta di esperienza. Come giudichi quindi la tua partita, la tua prestazione? So your two tries were really important for the game and the second one was very a try of experience. How do you judge your game of today? You know, it's probably one of my best games since I've been here. I really enjoyed it. I just felt like I was on fire today. I just was ready to play some rugby. So yeah, but I wanted 3 tries, but I only got 2, so I'm happy. You know. Credo che sia stata una delle mie migliori partite da quando sono qui, ovviamente mi piace tantissimo giocare, oggi mi sentivo veramente carico, quindi sono assolutamente contento della prestazione. Sei qui davvero da poche settimane, come sta andando l'ambientamento, come ti trovi con i compagni, qual è insomma un po' il tuo giudizio? You're here since like a few weeks, yeah. So how is it going here in Italy with your mates? How's the game? No, I'm enjoying it here. The guys are good. Obviously, I've played higher level rugby, so for me this is just a starter for me in my Italian future, hopefully. But no, I'm enjoying Italy. I always expected the weather to be a bit better, but it'll do, you know. But yeah, no, I'm enjoying it. I'm enjoying it. Sì, mi sta piacendo molto essere qua in Italia, poi io ho giocato rugby anche a livelli molto alti, quindi qui comunque mi sto divertendo molto. Certo, speravo che il tempo fosse un po' migliore, però insomma mi sto divertendo. Ultima domanda, tu sei in grado di cambiare diversi ruoli anche all'interno di una partita, ma qual è il ruolo che tendenzialmente preferisci? So you're able to change your role in the game, but what is your favorite role? Well, outside centre, because I like to run the ball, I like to crash the ball, I like to hit the ball up. But here, whilst I'm playing this league, for me, I'll play anywhere the coach tells me to play, really. You know, so I'm happy. He's moving me about, so hopefully I might get to 13, but let's see, you know. But, Sì, di solito il mio ruolo preferito è il centro perché mi piace proprio tenere la palla, correre, rompere le linee avversarie. Ovviamente poi gioco dovunque il coach mi dica di giocare, mi diverto in ogni caso.